Buonasera, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Siamo al venerdì 21 gennaio, dunque siamo sul finire della settimana delle dirette, ma a proposito di dirette, comunque domani mattina alle 11:20 c'è la diretta con il Marietto Veneziano, pertanto se non riesco a rispondervi nella diretta questa sera, comunque avete un'altra chance domani con il Marietto. Benissimo, allora vi ricordo che stiamo trasmettendo su 3 piattaforme contemporaneamente, dunque in questo momento trasmetto sul mio canale YouTube, sul canale YouTube del Marietto Veneziano e sul gruppo Radiestesia Radionica Genese e Magie Varie, dunque questi sono i gruppi e i canali da cui sto trasmettendo in questo preciso istante. Vi ricordo, soprattutto voi amici che provenite dal gruppo Facebook, che dovrete autorizzare StreamYard a pubblicare i vostri commenti e una volta che avrete autorizzato questa piattaforma a trattare quello che sono i vostri dati, le vostre richieste, non sarà più necessario farlo in un secondo tempo. Dunque anche per le dirette successive non dovrete più ripetere questa operazione, ma ve la descrivo. Dunque, per quelli appunto che sono sul gruppo di Facebook, prima di entrare nella diretta, dunque nel post che trovate all'interno del gruppo, trovate anche la scritta streamyard.com/Facebook, è in azzurro, dovrete cliccarla, questo link apre una seconda finestra, una pagina bianca con una striscia azzurra, nella quale, che è praticamente un tasto, nella quale viene richiesto di confermare l'autorizzazione. Fine, una volta che avete cliccato quella cosa azzurra, finisce lì. Potrete a quel punto tornare sul post della diretta ed entrare nella diretta e da quel momento in poi questo passaggio non sarà più necessario. Benissimo, allora a proposito, oggi che è venerdì, vi ricordo che alla fine dell'appuntamento della diretta ci occupiamo dei riequilibri radiestesici. Dunque, per chi si è affidato a noi, dopo la diretta avvieremo le procedure appunto di riequilibrio. È importante, ci tengo a dirlo, che lo sappiano le persone, insomma, che in qualche modo decidono di mantenere sempre le loro frequenze, le loro vibrazioni in ordine, e sappiate appunto, per quanti fossero interessati, che questo servizio è comunque descritto sul nostro sito. E a proposito di sito, www.ilcapitano.altervista.org, questo sito è online dal 2015 e da quell'anno, insomma, viene divulgata la radionica. I circuiti radionici sono stati raccolti in dispense in PDF e sono gratuiti, dunque a disposizione di tutte le persone che desiderano scaricarli e iniziare questa avventura, questi esperimenti o queste esperienze con le onde di forma. Tutti i circuiti sono tra l'altro spiegati all'interno degli ebook con qualche appunto accenno, qualche descrizione di utilizzo, ma trovate comunque gli approfondimenti nei canali YouTube del Marietto Veneziano e della sottoscritta. Nel sito trovate anche la sezione shop. Questa sezione raccoglie tutti quelli che sono i nostri servizi professionali, tra cui l'amuleto talismano, l'albero della vita, lo vedete qui, in sovraimpressione, che è oltre ad essere un potente talismano cabalistico, è anche programmato tramite la radionica e la radiestesia per la difesa a 360 gradi, nel visibile, nell'invisibile, eccetera. Contiene tra l'altro anche le frequenze del talismano di Giove, dunque diciamo che è un buon punto di partenza per quelli che desiderano, insomma, propiziare una vita più serena e prospera, e tra l'altro è programmabile anche su richiesta con programmi aggiuntivi. Quel ciondolo costa 150 euro più 10 euro per le spese di spedizione. Ci sono comunque anche i riti, ci occupiamo dunque anche di ritualistica, e però ci tengo tantissimo che capiate il messaggio. Si tratta di ritualistica di alta magia cerimoniale, una ritualistica che si
Si appoggia, chiamiamolo così, alle intelligenze divine, dunque è, eseguita in collaborazione con le varie Sefirot e con le intelligenze, con gli angeli, mettiamolo così, per, realizzare quelli che sono le vostre aspirazioni o per propiziare. È chiaro che però, essendo un qualcosa che viene affidato alle alte sfere dei regni spirituali, è come dire, deve essere accolto da queste sfere e manifestato da queste sfere. Qui entriamo nel discorso che i tempi umani non hanno niente a che vedere con i regni spirituali e con i tempi dei regni spirituali, e di questo basta farsi un'idea di quanto ci impiega un pianeta a girare, intorno al Sole, fare un giro completo che corrisponde alla durata di 1 anno di quel pianeta, e si vedrà subito che ce ne sono alcuni che sono lenti, alcuni che sono rapidi. Per esempio la Luna in un mese compie 1 anno, fa 1 anno nell'arco di un mese terrestre, mentre invece altri pianeti, come per esempio Marte, 600 e rotti giorni, e dunque siamo quasi al doppio di un anno terrestre. Questo vi fa capire che, affidandoci alle intelligenze e agli angeli che vivono su questi livelli di coscienza, i tempi con cui reagiscono non sono quelli che vi aspettate con la famigerata bacchetta di Harry Potter. Voglio che siate realistici e che capiate che le modifiche avvengono, ma bisogna avere pazienza. Per chi non ha pazienza, non faccio per voi. Bene, allora, cosa dovete fare, quando ponete la domanda? Dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, e, se la domanda comunque riguarda un'altra persona, anche il nome e la data di nascita di questa persona. Cercate di essere più specifici che potete, dunque se siete single scrivete che siete single, se siete se state frequentando qualcuno, cioè date i dati che possono in qualche modo, come dire, darvi soddisfazione nella risposta che vi do, così non brancolo nel buio. Tra l'altro Eva, so tutto di te, dunque non hai bisogno di scrivere niente, cominciamo da te. Allora, bene, tra l'altro poi tendo, lo dico sempre, a rispondere a persone che non chiedono costantemente sempre la stessa cosa o che non fanno continuamente domande. Mi piace che tutti siano educati secondo quello che è l'etichetta di questo canale, poi altrove fate come vi pare. Qui vi chiedo di collaborare dando spazio anche agli altri. Certo che se poi non c'è nessuno, ci mancherebbe che non abbiate la vostra opportunità. Allora, Eva e l'amore, 15 aprile dell'83, vediamo. Allora, il taglio avvisa soddisfazioni, ma anche qualcuno che cerca di attaccare, di in qualche modo interferire, intromettersi è proprio il termine giusto della nemica. Generalmente avvisa di pericoli. Mh. Allora, diciamo che la strada presenta ancora alcune difficoltà, qualcuna si svilupperà molto rapidamente, nell'arco del prossimo periodo ci sarà qualcosa. Comunque andiamo per gradi. C'è stato un notevole avvicinamento, nel passato recente, finalmente voglia di gioire, di divertirsi, anche di festeggiare, di appassionarsi insieme, ma qualche momento un po' di sconforto, come se, ci fosse quella sensazione di perdere tutto, o come se, mhmm, in alcuni passaggi, o tu o quella persona, si è sentito solo o ti sei sentita sola, ma, come dire, la cosa è stata consolata con, riunioni, raduni di famiglia, presenza, partecipazione e conversazione, dunque, condivisione potremmo dire, e questo apre positivamente per il futuro. Per quanto riguarda però,
Ehm, per quanto riguarda però la situazione presente, bisognerà trovare, diciamo così, qualche alternativa, qualche soluzione, perché purtroppo ci sono delle situazioni che sono attualmente ancora incerte, non del tutto chiare, dunque ci sono ancora dei sospesi e qua si tratta di una separazione legale, una chiusura e dunque il fatto che ci sia la falsità indica che ancora non c'è chiarezza in una situazione di separazione e che questa cosa può essere anche, come dire, causa di fraintendimenti. Dunque, attenzione, magari tra il dire e il fare, c'è ancora un po' di tempo, insomma, un po' non è domani questo fare, però già è messo in evidenza, forse perché si va un po' a stringere, no, in quella direzione. Ehm, cosa viene dopo? Ecco, qua c'è qualcosa. L'artista ha tante sfumature di significato, beh, come un po' tutte le sibille, però nelle faccende d'amore può, indicare quella persona che a un certo punto comincia a essere un po' sfuggente, un po' narcisista. Ma visto e considerato che la linea del presente chiude con una situazione legale, potrebbe anche essere qua un colloquio con un avvocato, con un consigliere, con qualcuno che ci può dare indicazioni, istruzioni che però, non sono positive o comunque arriva un qualcosa di forte. Dunque ed è possibile che provenga appunto da un avvocato, allora o comunque da un colloquio, da un qualcosa. Attenzione però perché in ogni caso la carta della costanza garantisce che c'è, nonostante la prova, la possibilità di dimostrare la propria buona fede oppure di superare questo forte impedimento che arriva un po' all'improvviso. Va bene? Dunque nel prossimo periodo c'è da aspettarsi qualche momento un po' brusco, un po', mhmm, poco rassicurante, ma che viene superato. Cosa si vede poi? Che finalmente dopo pensieri, perché è chiaro che quell'evento, seppur superato, lascerà magari un po' di ansie, di preoccupazioni, no, ma qui viene in soccorso qualcuno, forse o c'è un cambio di avvocato, che potrebbe essere questo, magari vedendo che non si va a stringere sarà necessario cambiare approccio o, boh, c'è qualche cosa. Ad ogni modo in questo prossimo periodo, nonostante alcuni momenti di tristezza, c'è modo di sostenersi, di darsi una mano e di ricevere aiuti. Dunque, ehm, questo poi in virtù di cosa? Di una notizia molto importante che arriva, una comunicazione molto importante, potrebbe essere una comunicazione ufficiale. Forse finalmente parte quella famosa lettera, mh, che magari sembra che debba partire da un momento all'altro, ma che a quanto pare non partirà nell'immediato, ma partirà dopo. Evidentemente deve succedere ancora un qualcosa che spinga, che convinca definitivamente a fare quel passaggio. Cosa si vede nell'esito? Allora, beh, ci saranno comunque delle situazioni di trascuratezza o che ci sarà una maggiore distanza o che, viene consigliato di riguardarsi un pochettino in una fase molto delicata, dunque, magari per un periodo ci sarà più attenzione o meno frequentazione rispetto a quello che sta avvenendo, oppure quello che è stato fatto, ma, anche perché, sembra che abbiano la priorità altre cose, ma non ti preoccupare perché tutta quell'attesa, forse anche data dal vedere come si risolvono determinate cose, no, come vengono superati determinati ostacoli, sarà premiata perché c'è proprio un cambio, c'è un cambiamento volontario, positivo nei confronti appunto di un qualcosa di più solido, di più sereno, e proprio nei confronti della donna che è amata da tempo.
e che ama, dunque c'è come dire, un amore ricambiato, mh? Allora ricordo tra l'altro che l'ordine con cui rispondiamo alle domande non è quello d'arrivo, ma è per dare spazio un po' a tutti, perché io so che voi sapete, almeno avete saputo fino ad ora, che andavamo un po' in ordine di arrivo e dunque poi finiva che i soliti si piazzavano alle prime posizioni e allora per dare spazio anche ad altri adesso non vi diciamo più che rispondiamo in ordine di arrivo, rispondiamo scegliendo noi la domanda. Questo è importante perché così tutti avranno un'occasione. Allora, buonasera Ilde, sono Mattia Maria, 1° aprile '63, vorrei sapere se la storia con Alessandro, 25 agosto '68, può funzionare. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Come può andare? Questa storia. Ma allora è un taglio accattivante, un taglio che parla comunque di leggerezza, ma non significa necessariamente superficialità, è un taglio che parla di un vento nuovo, di passione, di condivisione di divertimenti, dunque sembrerebbe vederla così, una cosa passionale, ma che, comunque, non superficiale, ma comunque non ancora non c'è quel preludio o come dire, quella promessa di durata per ora, vediamo però cosa dicono le sibille, poi vorrei rispondere magari a qualche amicizia di Facebook. Allora, ma, è un qualcosa che, non so in che contesto vi possiate essere conosciuti, anche se, emerge o un ambito lavorativo, oppure c'è un accento particolare su una professione, potrebbe essere magari, legata al commercio, alle trattative, alla rappresentanza, oppure, ruoli di responsabilità in un'impresa più grande, no, comunque un uomo che si è fatto da sé. Ma attenzione perché siccome è accostata la carta della nemica, mhmm, lascia intendere che si corrano dei pericoli, forse nell'ambito lavorativo, ammesso appunto che vi siate conosciuti, non ho altri dettagli della vostra storia, a differenza di di Eva che conosco a menadito la situazione, qui non ho un background, non ho come dire, dati, però cosa si vede? O qualcuno che, in qualche modo minaccia, con i pettegolezzi o con cose più tipo alle spalle questa cosa nel contesto lavorativo, oppure comunque, c'è da riguardarsi o c'è stato da riguardarsi, siamo nel passato. Di fatto però Ehm, forse ha cercato o vi siete conosciuti magari, per il fatto che c'era qualche trattativa magari di natura economica, oppure, ehm, un affare o vi ha o ti ha aiutato in una situazione, magari, che si trascinava da tempo e da qui può essere nato poi questo interesse, no. Allora, cosa c'è un po' in questo momento? Intanto al presente compaiono alcune figure, l'amica, una vecchia signora, dunque, potrebbero essere dei personaggi comunque, con cui o tu o Alessandro avete o intrattenete rapporti di amicizia, dunque qualcuno, con cui vi confidate, con cui parlate, ma potrebbe anche essere che viene nascosta un'amicizia, o forse un'amicizia con un ex. Magari si teme, ecco, di impensierire, no, di far preoccupare, però
Nel prossimo periodo, questo è un abbinamento che abbiamo visto anche prima nell'esito, e dunque c'è una situazione che crea un po' ostacolo, oppure qualche, diciamo, che qualche, come si può dire, incomprensione, qualche occasione non viene sfruttata e si percepisce un distacco, oserei dire un raffreddamento, ma anche un po' di trascuratezza, cioè vi trascurerete, c'è un po' di raffreddamento. Ma che dire, qua poi si introduce o qualcuno nuovo o arriva qualche notizia importante e sboccia qualche altra cosa, ma a mio avviso non è con questo qua, eh. Con Alessandro non credo che si vada tanto lontano. Io penso proprio che arriverà un'altra figura. Questo sembra proprio un'altra persona, con cui invece andrà benissimo. Allora, probabilmente quest'altra figura che subentra può innesca tutta una serie di corteggiamento, di cose che però per un periodo ti vede danzare con 2, no, dunque magari per un po' non saprai con chi lanciarti, anche se inevitabilmente uno ti è sembrato lontanissimo, freddo e molto, come dire, un po' anche tirchio nei sentimenti, quelle persone che non sanno trasmettere, mentre quest'altra persona arriva come un fulmine a ciel sereno, probabilmente sarà proprio qualcosa di forte, però per qualche ragione, forse per i trascorsi, non subito riuscirai a prendere una decisione o ci saranno momenti di gelosia, attenzione. Forse la gelosia potrebbe essere che quell'altro arriva, questa figura arriva per l'altro, no, però non penso, secondo me riguarda te. E alla fine sceglierai di chiudere la situazione con questo Alessandro. Dunque secondo me allora, Veronica. Buonasera Hilde. Ah, no, non è Veronica, è Veronis. 4 marzo 85, volevo sapere se riuscirò a avere i soldi per cominciare le case in cui ho avviato il progetto. Ok, forse hai fatto una richiesta, forse hai fatto una richiesta di prestito, un mutuo, vediamo un po'. Vediamo comunque se arrivano questi soldi per il tuo progetto. Vi ricordo comunque che siamo disponibili per consulti professionali, 45 minuti, 20 €. Il numero scorre in sovraimpressione, dunque se siete interessati a un consulto privato contattatemi. Allora, lettera amante, qua sembra proprio che arrivi qualche notizia rispetto a una proposta. Vediamo un po' e sembra comunque qualcosa di abbastanza favorevole, vediamo, anche se non è ancora una risposta importante, però magari mh, mh. Allora, dunque, che dirti Veronis? Probabilmente ne hai parlato con qualcuno, forse con qualcuno in famiglia, o con qualcuno con cui, o condividi il progetto, oppure, nella cerchia delle tue conoscenze, delle tue amicizie, persone a te più care, proprio in attesa così di vedere delinearsi i tuoi progetti, che già comunque in passato, sono tardati a decollare, cioè ci son stati ritardi, ci sono stati dei momenti così e poi sembra che insomma, a parte qualche ostacolo e qualche cosa, forse il problema più grande è proprio ancora adesso legato all'aspetto economico. Infatti c'è una preoccupazione anche di perdere, del denaro. Non so come mai, ma magari perché non potendo portare avanti il tuo progetto, già quello che è stato investito, ti il pensiero che resti lì bloccato senza, poter essere messo a frutto o senza farlo proseguire, magari ti affligge come pensiero e ci sta. Comunque il nemico annuncia qualche ostacolo, dunque
già sei un po' preoccupata, già probabilmente sei a rischio di perder qualcosina, questi ostacoli un pochettino, immagino che facciano un pochettino impensierire, però, mhmm, secondo me qua ricevi un qualcosa. Io vedo entrare del denaro e lo vedo entrare però con a seguito di controlli molto, come dire, molto stretti, ecco. Anche il nemico parla anche di controlli, no, di qualcosa che a cui qualche verifica di qualche tipo e magari, è legato alla domanda che hai fatto, no, o quello che aspetti, le risposte che aspetti. Comunque qualcosa arriva, mh? Forse non è tutto quello che desideravi, ma sta per entrare qualcosa. Il problema è che non basta, vedi che c'è ancora preoccupazione e vorresti forse fare qualche altro accordo o trattare con qualcun altro o valutare come cominciare il lavoro, no, come dargli avvio, quale compromesso scegliere, ma in questo devi fare attenzione all'intromissione di qualcuno perché potrebbe causarti danno. Non sto parlando di danni lievi, dunque fai attenzione, okay, alle persone con cui entri in trattativa. Ehm, di fatto poi c'è un qualcosa che sarà, come dire, una spinta molto determinante. C'è una situazione molto fortunata che si creerà, ma che dovrai cogliere con una certa energia. Dunque ti dovrai far valere e dovrai, come dire, non perdere tempo, dovrai partire subito all'azione. E questo, permette al tuo progetto di avviarsi. Dunque c'è l'inizio, ma fai attenzione anche però a non fidarti ciecamente, mi raccomando, perché, potrebbero esserci degli aspetti che tuttavia sfuggono o che non sono visibili subito. Dunque attenta. Perché ti dico questo? Perché nell'esito io ti chiedo veramente, cioè te lo chiedo per te, nel tuo interesse, di non firmare niente che non sia veramente chiarissimo, perché il problema è che vedo degli inganni e questo porterà veramente a chiudere. Non vedo l'arrivo, né della cifra che speri, né di cose favorevoli, ma sembra questa cosa legata alle criticità che verranno fuori dopo la firma. Mi raccomando, sei avvisata per tempo, leggi il contratto 2.000.000 di volte, se non basta lo fai leggere anche a qualche esperto, perché qui c'è un accordo che diventerà un disastro ed è un disastro annunciato. Mi raccomando, attenta perché, per un bel pezzo puoi anche andar bene, ma se sottoscrivi un altro accordo che non ha né garanzie né niente, può diventare veramente un problema poi, e potresti veder chiudere il progetto. Dunque mi raccomando, Veronis. Allora, facciamo un'altra domanda. Agata, 26 agosto 65, che chiede se funzionerà la storia con Francesco, 11 gennaio 58. Vediamo subito. Intanto saluto tutti gli amici che hanno a loro volta salutato, dunque grazie Marcello, ciao Tiziana. Grazie a te Veronis. Che dire, grazie ovviamente sempre, grazie Eva. Vediamo adesso per Marcello. No, chi stavamo rispondendo? Agata. Allora, 26 agosto 65 e Francesco 11 gennaio 58. Vediamo come andrà, se funzionerà. Va. Il taglio non mi voglio sbilanciare troppo, perché tante volte abbiamo delle belle indicazioni, poi si intravedono dossi, scogli e ostacoli, però
diciamo che è già un'ottima premessa. Una speranza di un sentimento sincero c'è, mh? E anche la possibilità insomma di momenti mah, allora, a parte alcuni passaggi un po' così, non mi sembra male, però ci sono delle cose che vedo e che non so come interpretare, perché non conosco bene se siete già impegnati, se lui è impegnato e tu no, se vi state frequentando ma siete entrambi single, se c'è non si capisce bene e ti spiego perché: perché qua compare una donna maritata. Allora potrebbe tranquillamente trattarsi di te, perché magari sei sola e hai dei figli, vivi lontano, no, boh, però ecco mi mancano dei come dire, dei dettagli e dunque vado dando più interpretazioni, tra le quali spero ciascuno di voi poi trovi quella più giusta. È chiaro che più dettagli mi mettete, meno tempo perdo a rispondere alle persone e do più spazio anche agli altri. Allora vediamo un po' cosa c'è qui. Tanto per cominciare, qui compare subito nella linea del passato una persona, una donna giovane. Allora, o questa persona giovane è stata, come dire, l'intermediario che ti ha presentato questa persona, cioè che, ti ha, dato quest'occasione regalandoti qualcosa di bello, oppure comunque questa donna più giovane in qualche modo ha contribuito. Potrebbe essere che per il tramite di una figlia, i suoi studi o gli esami, le prove, non lo so, c'è qualcosa che magari riguarda questo, l'incontro o il passato con questo uomo. Diciamo che comunque fin da subito ha dato l'idea di una grande stabilità, cioè una persona solida, ma anche l'inizio di un interesse. Vediamo che, però ecco, ripeto, mi sfuggono dei dettagli. Cioè, come dire, al presente, perché ti dico così? Perché questa donna maritata potresti essere tu, ma potrebbe anche essere lui che ha già una donna ufficiale, capito? Io questo non lo so e, non so neanche se lo sai tu a questo punto, se non l'hai scritto non lo so. Però di fatto, ammettiamo che si tratti di voi e che sia tu questa donna che, probabilmente che fra voi, o provieni da un'altra regione o lui proviene da un'altra regione, comunque c'è qualcosa che, ha a che fare con luoghi lontani, no, ma anche con un fare appassionato, la condivisione di piaceri, di hobby, cioè, comunque un'indicazione abbastanza carina, cioè di una certa anche passione, e la possibilità di un'ufficializzazione, perché sacerdote con Imeneo fa pensare proprio a quel passo in più, quel passo in più che può diventare appunto una relazione, un rapporto legalmente riconosciuto. Quindi c'è questa possibilità, tra l'altro lui è comunque l'uomo più grande, dunque ci sta che questa cosa si sviluppi bene, però il problema qual è? Il problema è che nel prossimo periodo, per qualche ragione, che è data forse da un qualcosa che viene detto nel modo sbagliato, qualcosa che viene detto esagerando, una parola di troppo, qualcuno che genera volutamente confusione, oppure pettegolezzi, no, cose che comunque legate alle parole, o agli eccessi, questo cambierà un pochettino le cose e qui verrà fuori una serie di divergenze, cioè forse, ehm, magari, ci saranno delle discussioni perché non è facile vedersi, oppure ti sentirai magari trascurata, certe situazioni si dovevano fare, poi non si fanno, cambia tutto all'improvviso lasciandoti per aria. Dunque diciamo che c'è un passaggio comunque nel prossimo periodo, che vale la pena di vivere un po', come dire, senza prendersela troppo, di stare a guardare cosa succede, perché c'è della confusione. Ma
C'è anche, che poi si riprende, ma si riprende con un bel freno a mano tirato. Dunque non si parlerà più tantissimo di casa, di diciamo che un po' così, però poi nell'esito sembra proprio che arrivi comunque, nonostante appunto questi passaggi un po' spiacevoli, no, che rallentano molto, che tirano fuori delle cose magari meno belle, no, si parte bene, si parte tutto in quarta e poi dopo c'è invece, una svolta quasi non dico imprevista, non burrascosa, ma che ti tocca subire. La carta della morte comunque, parla di un cambiamento che ci travolge nostro malgrado. Dunque però vedo che arriverà un momento molto bello, cioè dunque dopo tutto questo sali e scendi, arriva finalmente un qualcosa di positivo, forse finalmente l'occasione di vedersi dopo magari difficoltà a incontrarsi per portare avanti il progetto, ci si vede con un'intensa partecipazione anche fisica, dunque c'è una bella chimica e qui un pochino, si riparte però senza più quella pretesa subito di grande importanza. Dunque c'è più un'attenzione al viversi che a, parlare di cose che magari poi non si riescono a concretizzare. Comunque, ritorna poi il sereno e forse ritorna in una chiave che è nettamente migliore rispetto, certi passaggi che poi sembra che vivrai. Allora, benissimo, allora io per questa sera ringrazio tutte le persone che hanno partecipato. Te l'ha tenuto nascosto bene perché c'era proprio 'sta donna lì. Va bene, allora io vi ringrazio tantissimo per aver trascorso questa sera in mia compagnia, vi auguro un ottimo proseguimento di serata, vi ricordo l'appuntamento di domani col Marietto Veneziano alle 11:20 e ricordo soprattutto ai cari amici di questo canale e di queste dirette che essendo venerdì adesso, dopo che avrò dato i saluti, la buonanotte e l'augurio di un buon fine settimana, inizio e col Marietto dunque iniziamo i protocolli di riequilibrio. Dunque buona serata a tutti, buon fine settimana, buona diretta col Marietto domani e noi ci ritroviamo lunedì 21:15 stessa spiaggia